Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Le condizioni del mare, analisi impietosa di Goletta Verde che stila un lungo elenco di inadempienze, dal sistema di depurazione ai siti inquinati alle spiagge sporche, insomma tante ombre e poche luci. Ai noi, i viaggi di Goletta Verde sono sempre amari per i calabresi. I risultati raccolti dai tecnici di Legambiente sono ancora una volta deprimenti e allarmanti per la nostra regione. 9 dei 24 punti monitorati lungo le coste calabresi presentano cariche batteriche elevate in prossimità di foci di fiumi e torrenti, dove molto spesso gli ignari bagnanti continuano a immergersi per scelta o per ignoranza, visto che sono molto rari, se non inesistenti, i cartelli di divieto di balneazione e quelli obbligatori per legge sulla qualità delle acque. In 7 anni nulla è cambiato. Anche al passaggio dei tecnici si è registrata la presenza di numerosi bagnanti in luoghi notoriamente inquinati. Ha limitato i danni, paradossalmente, la siccità che ha ridotto l'apporto idrico e di conseguenza l'immissione a mare in molti degli storici punti critici presenti lungo le coste. In provincia di Reggio Calabria, dei 6 punti monitorati, 3 presentano cariche batteriche oltre i limiti di legge e ricevono un giudizio di fortemente inquinato, 2 a Reggio Calabria, alla foce del torrente Caserta, al lido comunale e alla foce del fiume Menga, in località Sabbie Bianche, alla foce del fiume Mesima a San Ferdinando. In provincia di Vibo Valentia, bocciati 2 dei 5 campionamenti. Fortemente inquinato il giudizio per il prelievo effettuato alla foce del torrente Ruffa, a Ricadi, inquinato quello alla foce del torrente Britto, a Marina di Nicotera. 5 i punti campionati anche in provincia di Cosenza, di cui 1 fortemente inquinato, quello alla foce del canale del Pescatore a Villapiana Lido. Qui c'è da segnalare il prelievo effettuato alla foce del fiume Crati a Cassano Ionio. I parametri monitorati rientrano nei limiti di legge per un soffio, è quindi evidente che esiste ancora una criticità e per questo Legambiente chiede alle autorità competenti di non abbassare la guardia. 4 i punti campionati in provincia di Catanzaro. Per uno di questi è stato evidenziato un carico inquinante superiore a quello consentito, con un giudizio di inquinato alla foce del torrente Spilinga. 4 infine anche i prelievi effettuati in provincia di Crotone, 2 dei quali con cariche batteriche oltre i limiti. Fortemente inquinati quello alla spiaggia libera a destra del castello, in località Le Castella del comune di Isola Caporizzuto, e quello alla foce del torrente Passo Vecchio a Crotone. Per l'occasione Legambiente ha presentato anche un reportage fotografico sulla situazione delle coste calabresi realizzato da Anna Paola Montuoro. Soltanto in 7 punti rispetto ai 24 monitorati i tecnici di Legambiente non hanno trovato rifiuti. C'è di tutto, ma a farla da padrona resta la plastica, presente nel 90% dei casi. Segue il vetro, ma anche carta e rifiuti vari. Domestici, scarichi domestici, ma anche ancora inciviltà dei cittadini che sulla spiaggia fanno un abbandono che noi chiamiamo consapevole, perché chi abbandona i rifiuti è consapevole, e poi ci sono le attività correlate, quindi la pesca, molto del mondo dell'agricoltura, perché ovviamente attraverso i nostri fiumi ritroviamo tutto sulle nostre spiagge. Questo che vuol dire? Perché è un fenomeno pericoloso, perché le plastiche galleggianti, marine litter, si deteriorano con il tempo e formano delle piccole microplastiche che sfuggono all'occhio dell'uomo, ma che non sfuggono ai pesci, che vengono scambiati per plancton. Questo vuol dire, tanti studi lo dimostrano, che la plastica finisce nella nostra catena alimentare. È proprio questo che attraverso una direttiva europea, la Marine Strategy, l'Europa vuole fermare. Direttiva europea vuol dire il recepimento della direttiva in Italia, come è stato già fatto, delle regioni, ma anche azione a livello locale, quindi chiedere, provare a mettere in campo azioni con cittadini, cooperative di pescatori, per sensibilizzare a questo punto, per bloccare questo fenomeno.